Buonasera a tutti, amici del canale, siamo qui in diretta al solito il martedì e il venerdì alle 20:30 per passare un po' di tempo insieme, vediamo quanti ci raggiungono. Questa sera ci teniamo un po' di compagnia. Al momento non c'è nessuno, non lasciatemi sola, sono qua amici. Bene, ci sono due persone, vediamo adesso di passare i saluti. Ciao Kiwi, ciao, ciao a tutti. Questa sera vi parlo del circuito che è nuovissimo, che abbiamo meditato insieme, realizzato insieme con Marietto, l'altro artefice del circuito di cui vi parlo questa sera. Non vi parlo poi solo di quello, ovviamente vi intrattengo un pochino nell'attesa che arrivino anche altre persone. Intanto, come di consueto, vi ricordo che abbiamo degli appuntamenti settimanali. Il lunedì ci troviamo sul gruppo Telegram per condividere qualche insegnamento, appunto per parlare di esoterismo. Il gruppo si chiama Magici Arcieri Bertoldini, il link lo trovate nella descrizione del video, dunque se vi interessa a unirvi per imparare o per condividere questi discorsi con noi, insomma siamo lì. Buonasera Tiziana, buonasera Antonio. Poi il martedì e il venerdì al solito le dirette sul mio canale, vediamo se domani sera il Marietto veneziano organizza anche lui una diretta sul suo canale, saremo anche lì a farci compagnia da lui. Allora, oggi il Marietto veneziano e io, riflettendo sulla situazione attuale e essendo venuti a conoscenza di una molecola che ha delle qualità particolari, ha delle capacità molto utili per il nostro sistema immunitario, perché va a stimolare la reazione immunitaria ovviamente favorevole, no? Aumentando il rilascio di progesterone, ha un effetto dunque antivirale e immunostimolante, riduce gli effetti tossici delle manifestazioni cliniche durante lo sviluppo della malattia, riduce l'incidenza di complicazioni come lo sviluppo di bronchite o polmonite nelle lesioni virali e così via. La molecola si chiama Umifenovir. Dunque, il circuito che vedete qui, vedete? A parte che lo trovate liberamente sui nostri canali social, questo circuito oltretutto fa anche da scudo protettore con la stella di Davide. Dunque c'è poi la lettera dell'Aleph, il decagono, doppio decagono in questo caso, per valorizzare ancora di più. Dunque dovrete semplicemente stamparlo, posizionare il testimone vostro, delle persone su cui intendete lavorare. È chiaro che un circuito non è specifico per il coronavirus, questo sia chiaro, per questo Covid-19, ma ha sicuramente dei benefici a livello globale sulla nostra reattività, la nostra capacità di immunizzazione e soprattutto di contenere appunto lo sviluppo di queste di quelle che possono essere complicanze associate comunque alle forme virali delle vie respiratorie. Comunque sul canale del Marietto trovate una pillola in cui spiega anche altre cosine, mi raccomando misurate sempre quanto tempo il testimone deve stare sul circuito e lasciate agire in base alle istruzioni che avrete ricevuto dal vostro pendolino. Come vedete anche io non esco da casa da un po' come tutti, comincio a cambiare colore, ma va bene, ci facciamo, come dire, siamo in buona compagnia. Ho comprato, devo dire, uno shampoo colorante, ma io ho timore di comparire poi panterata e tigrata invece che con un colore uniforme, dunque
È così, l'età incalza. Allora, come detto, questo circuito ve ne ho parlato, dunque stampatelo, sentitevi liberi di, condividerlo e distribuirlo alle persone, ehm, che, comunque accetterebbero questo genere di, interventi e contributi. Comunque male non fa, e via. Questo è fatto. Allora, saluto gli altri che si sono riuniti: Kat, Edi, Donarichi, Donarichi, Perla, Laura, Sara, bene, bene, buonasera, buonasera a tutti. Allora, dunque, questa sera alleggeriamo, Sibyl? Facciamo, facciamo una cosa light perché cerchiamo di farci compagnia in allegria perché insomma i tempi sono quelli che sono. Volevo però da un punto di vista cabalistico fare una riflessione su questi momenti, su queste occasioni, diciamo così, che non sempre hanno, come dire, una spiegazione logica, o se ce l'hanno una spiegazione che comunque non è magari, come dire, delle migliori, magari rischiamo di apparire complottisti o chissà cosa, dunque viviamola invece da un punto di vista delle opportunità. È un'opportunità per rallentare, è un'opportunità per prendere delle misure o delle contromisure rispetto a quelle che erano le abitudini della nostra vita. Intanto saluto ancora anche Angela, altra Tiziana e Giada. Dunque, una vita che era veramente molto frenetica, continuerà e tornerà ad esserlo in qualche modo, magari in modalità diversa, abbiamo una nuova consapevolezza, qualche cosa di nuovo che appare alla nostra, come dire, alla nostra coscienza, forse anche il tempo di qualità che possiamo trascorrere con i nostri cari o l'importanza magari rispetto agli affetti che abbiamo e quanto in alcune occasioni abbiamo perso delle opportunità o abbiamo perso delle persone importanti per correre dietro ad altri valori e magari in queste circostanze riusciamo a rivalutare molte cose. È un ottimo momento per imparare a guardare dentro, se ancora non l'abbiamo fatto, comunque per farlo ancora di più, per guardarci dentro, per mettere a frutto l'arte di amare la propria stessa compagnia, no? Cosa che in genere rifugiamo, in genere siamo bisognosi di distrarci, di correre appresso a qualsiasi altro stimolo, no? Estraneo, fuori di noi e questo poi ci porta un pochino a non sapere neanche più chi siamo, noi crediamo di conoscerci, in realtà poi siamo degli sconosciuti perfino a noi stessi. Dunque sono occasioni preziosissime, sono occasioni di cui va fatto tesoro, perché è un tempo tutto nostro che possiamo imparare a dedicare a noi stessi, dedicare alla cura di noi, dedicare alle persone che amiamo, magari qualcuno ha qualcuno che ama a distanza e questo è un momento di prova anche più grande e io, credetemi, lo so bene cosa significa avere qualcuno che si ama e averlo lontano, però sono momenti in cui si rallenta un po' e ci si affida alla Keter, ci si affida ai regni spirituali più alti, anche non capendo il senso di queste occasioni, di questi avvenimenti, di queste cose che stanno capitando, di queste circostanze, dobbiamo restare sempre nell'assoluta certezza che se Dio fa qualcosa lo fa sempre ehm, per il nostro bene o comunque perché ci arrivi qualche cosa veramente di grande. Vi voglio dire un'altra cosina e poi alleggeriamo tantissimo, però è importante perché capiate che comunque c'è un punto di vista cabalistico in tutto questo e che comunque c'è la possibilità di studiare, di approfittare anche di quello che ci sta capitando. Ehm,
questo momento di riflessione nel quale ci affidiamo veramente a una guida superiore, ci affidiamo anche nel fatto che avrà un senso, anche se oggi non lo capiamo, e nel fatto anche che ne usciremmo trasformati se coglieremo l'occasione. Questo vale per tutte le opportunità e i momenti di prova. Però c'è una preghiera bellissima che appartiene alla tradizione ebraica cabalistica, è una preghiera veramente straordinaria. Intanto ve la leggo in ebraico e poi cerchiamo molto velocemente di tradurla, no? In un certo senso, di capire qual è il messaggio occulto di questa meravigliosa preghiera. Si chiama Anabehoach. Anabehoach, Gedulat Yemincha, Tatir Zerura, Kabel Rinat Amcha, Sagveinu Tareinu Nora, Nagi Bordor Sheikudcha, Kevavat Shomrem, Barchem Tarem Rachamei Tzipcha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh Belov Tuvcha, Nahel Adatecha, Yachid Ge Liamcha Pene Zochrei Kidushatecha, Shavateinu Kabel Ushma, Tzakateinu Yudeva Talumot. Si pronuncia proprio così e si recita proprio così, con l'ultima frase in dissolvenza. È una preghiera straordinariamente importante perché contiene codici trasmutativi basati sull'alfabeto ebraico e sulla conseguenzialità delle lettere che sono in ordine alfabetico e non solo, è divisa in 7 ritornelli, 7 strofe, ognuna delle quali è dedicata a quella che è la trasmutazione collegata a una sefira, alle sefire ovviamente inferiori, quelle del mondo delle emozioni. L'ultima frase, quella sussurrata, è la frase nella quale riconosciamo in pieno l'opera e la potenza del divino. In sostanza, in questa preghiera si chiede a Dio di perdonare i nostri errori, di guidarci, di proteggerci come la pupilla dei suoi occhi, di avere cura di noi e di custodirci attraverso comunque tutti gli insegnamenti che possiamo ricevere. Dunque io vi invito, se vi è possibile, di cercare questa preghiera cabalistica su YouTube, di sentirla, è molto bella, non sentirete quasi mai l'ultima frase bisbigliata, difficilmente la troverete, casomai poi ve la scrivo nella descrizione di questo video. Recitatela con fede, perché appunto, come vi ripeto, è una preghiera straordinaria dove ci si affida completamente. E questo, diciamo che accompagnata al Salmo 90 in latino, sono veramente un'arma straordinaria che faranno grandi cambiamenti dentro di voi. Bene, ok, ora lasciamo la cabalista a casa, torniamo ad alleggerire tantissimo, vediamo di trascorrere questi minuti ancora con qualche stesa, vediamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Ne ho vista una. Francesco, 29 settembre 64, è innamorato. Suppongo che tu stia chiedendo, Tiziana, se è innamorato di te. Vediamo al volo. Comunque io un mese che ho questa tosse. Accidenti. Allora, Francesco, 29 settembre 64, è innamorato. Vediamo un pochettino il taglio positivo. Dimmi, chissà se è un tuo collega o se ha a che fare con il lavoro per te. Vediamo un pochino cosa dicono. Ora poi abbasso la visione.
abbasso la ripresa della cam. Allora, abbiamo qui, io chiaramente Francesco è un nome qualsiasi per quel che mi riguarda e la data è un nome qualsiasi, non so niente della vostra storia, dunque io vado un po' a intuito, non ho neanche punti di riferimento o chiavi di lettura per interpretare le carte che sono comparse, ma deduco e suppongo che voi vi siate già conosciuti, che ci sia già una certa intimità, ma che nell'ultimo periodo sia avvenuta un pochino una trasformazione. E, nonostante ciò non è male, nel passato recente non è malissimo quello che c'è. Momenti di allegria comunque, anche se qualcuno è legato a qualche aspetto del passato, forse una figura del passato o fa fatica a lasciarsi andare completamente a causa di ferite del passato. Però nonostante ciò nel passato recente si può dire che c'è una certa soddisfazione, comunque si è contenti abbastanza di quello che c'è. Vedo comunque un certo impegno, una certa buona volontà, anche se di tanto in tanto potrebbe essere che ci sia qualche piccola incomprensione, però mi sembra un uomo a posto. Direi che ha tutte le caratteristiche per poter essere considerato una persona valida e anche seria, diciamo così. Allora, c'è qualche preoccupazione nel prossimo futuro, probabilmente o qualcuno dei due non starà proprio in perfetta forma, oppure proprio qualche abbattimento morale dovuto a qualche circostanza avversa, di cui comunque le carte non approfondiscono il senso, ma forse un po' di malinconia, qualche incomprensione in più, oppure non è stato proprio tutto chiarissimo fra voi, effettivamente c'è un qualcosa che c'è un qualcosa che non funzionerà nel prossimo futuro. Io non so se è una persona, vediamo se riesco a spostarle un po', ma quest'uomo qua io non so se è già impegnato o cosa, però vedo che in qualche modo si rigetterà un po' in un rapporto già consolidato. E, comunque devo dire che è un po' una relazione un po' avversa, di qui e di là, da più fronti, sebbene tra di voi ci sia una bella intimità. Comunque, proprio la carta dell'innamoramento non mi viene, devo essere sincera, però non mi sembra neanche male come persona, ok? Allora, vi ricordo quando mi fate le domande di mettermi quantomeno il vostro nome e la vostra data di nascita, altrimenti diventa praticamente impossibile trovare qualcosa di decente, ok? Dunque una risposta che sia attendibile, almeno un minimo. Allora, andiamo avanti. Questo era rivolto a Donarichi che mi ha chiesto se ha chiuso con lui, ma si farà sentire ancora. Per me Donarichi è un nome particolare, sicuramente l'hai scelto per una motivazione e probabilmente le vibrazioni di questo nome mi ricondurrebbero a te, ma preferisco non rischiare. Se mi metti il tuo nome e la tua data, ti rispondo. Vediamo già da 25 dicembre 76 se vedi la mia crescita spirituale e in che modo. Certo, vediamo quello che dice. Vediamo cosa ci raccontano le sibille. Intanto saluto anche Grazia, saluto Rosina che si sono aggiunte, saluto Claudia, saluto anche Giuseppina. Ok, Donatella ti rispondo immediatamente dopo, rispondo a Giada in questo momento. Vediamo la crescita spirituale di Giada. Allora, penso che tu ti stia impegnando comunque, che tu stia anche leggendo, facendo delle cose. Vediamo cosa dice.
Allora, fra alti e bassi, perché vedo che ci saranno dei momenti in cui ti vai a fermare un pochino, ti areni un pochettino, ma probabilmente prossimamente, forse sarai comunque presa da altre questioni che temporaneamente, ma proprio nell'immediato, che temporaneamente potrebbero distrarti. Ad ogni modo c'è un impegno discontinuo, è più come un cogliere qualche occasione qui e là, e, però tu sei soddisfatta, ti sta piacendo fare delle cose, ecco, studiare lo vedo nel prossimo periodo, sicuramente dovrai impegnarti ad approfondire un pochino, ci saranno dei momenti in cui vedi lacrime, perché comunque se si pensa che il percorso spirituale sia un percorso di pace, amore, luce, bene, angeli, dai nomi più fantasiosi, ci si sbaglia. Il percorso nasce guardandosi dentro ed è un percorso al ferro e al fuoco, vi assicuro che non c'è niente di gratis che scenda dal cielo, ci si suda ogni piccolo progresso, ma comunque devo dire che se persegui nel tuo intento con maturità, vedi, con la spensierata fanciullezza, ma con maturità avrai sicuramente dei bei risultati. Dunque per me sei sulla buona strada. Occhio solo qualche momento nel prossimo periodo che probabilmente ci sarà qualche altra distrazione. Ecco, bisogna distaccarsi dalle cose materiali per riuscire, però a volte le cose materiali ci richiamano per altri motivi. Allora, vediamo un po'. Donatella, perché mi aveva poi detto 8 novembre 76, vediamo se ha chiuso con lui, vabbè, le carte sapranno, vediamo, care Sibille, individuate voi chi è questo lui e cercate di dirci per favore se si farà sentire ancora. Ok, taglio. È stato un moto d'orgoglio? Qualcosa che ti sei stancata e hai detto basta, o così adesso basta. Sembra proprio quello. Allora. Ma sì, che si fa sentire ancora, non subito, perché magari gliene hai dette 4, però probabilmente tolto questo periodo dove comunque sei un po' giù di morale, Donna Ricky, sei giù di morale per questo amore, però vedi che c'è di nuovo conversazione messaggero, dunque si farà sentire. Certo, sai, fai sempre attenzione alle cose che dice, non è sempre eh, trasparente del tutto, però vedi cosa c'è. Comunque, non lo so, è uscito dalla porta, rientro dalla finestra. Non so se c'entro il posto di lavoro per voi, però comunque sì, si farà risentire. Andiamo avanti. Claudia, tra un po' ho imparato a memoria la data di questo J, ogni diretta la chiedi questa domanda. Ci sarà, avrà, vediamo Claudia. Ah Claudia, ti voglio bene. Dunque, vediamo al volo perché questa domanda. Ci sarà, sai, dagli tempo, dagli tempo, dagli tempo. Non avere premura. Vediamo un po'. Eh sì, dai. Allora, qua poi te la commento, però vedi che già la chiusura è positiva. Allora, cara, abbiamo che la situazione da parte tua è un po' di attesa, sei lì, comunque ti mette allegria pensare a questa persona, comunque stai aspettando, ma vedi c'è un qualcosa di costruttivo, c'è la fortuna dalla tua parte, anche se c'è dell'attesa, devi avere pazienza e comunque qualcosa avverrà.
ci sarà sicuramente un evento, forte che vi avvicinerà, o una paura, una preoccupazione, comunque qualche cosa che destabilizzante, mhmm, penso in casa da lui e poi ecco, poi l'esito è qua. Dunque sì, ma devi avere pazienza, non è adesso, non è nel prossimo periodo. Più avanti, stiamo parlando di un arco temporale che può essere fino ai 6 mesi, le faccine. Ah, Claudia! Allora, vediamo le prossime domande. Giuseppina, buonasera. 10 maggio 53. Riuscirò a fare il viaggio per fine mese e si conclude le trattative di eredità. Giuseppina, se riesci a farlo tu il viaggio usciamo tutti di casa. Allora, vediamo per fine mese. Mm. Ma qualche segnale positivo, vediamo. Ancora mi volano, è già la seconda volta che mi volano. Vediamo un pochino, eh. Allora, vediamo il viaggio per fine mese. Ah. Allora, per fine mese non penso, sai, con la chiusura che c'è qua direi che fine mese non sarà più avanti, eh. Allora, qua c'è un trucciolo di legno perché sappiate che io entro e esco a caricare legna come se fossi un manovale, e però con i vestiti che ho, dunque sono sempre piena di trucciolini d'inverno, va bene. Comunque, chiusa la parentesi personale, allora, andrà poi bene, però non è adesso. Non credo che tu possa farlo adesso questo viaggio, a meno che non sia un qualcosa di urgente legato alla salute o qualcosa, vedi ci sono contrarietà, è un malinconia, dunque secondo me anche qua sì, la fedeltà ma c'è le lacrime, la cosa, dunque secondo me avrai una notizia, chiaramente che non potrai farlo adesso nel prossimo periodo, devi avere un po' di pazienza. Per quanto riguarda le questioni di eredità, guarda che non è che siete tutti d'accordo, c'è qualcosina che non torna, che non va, però poi insomma sarebbe da vedere perché sai, sembrano due domande diverse, non so se nella tua testa sono collegate l'una con l'altra, però in questo momento direi no, non penso che sia nel prossimo, cioè se mi fai una domanda entro fine mese la risposta è no. Allora, andiamo avanti, salutiamo intanto eh, Lucy, buonasera, Maria Grazia, ehm, Perla, per me una stesa in generale se possibile, 2 agosto 74. Allora, vediamo una stesa in generale per Perla. Cerchiamo di vedere un pochino. Allora, c'è dell'attesa, dell'attesa. Allora, diciamo che c'è una situazione già un po' ferma, un po' bloccata, vedi, diciamo che io non so in che termini interpretarlo, potrebbe essere in qualsiasi direzione, sentimentale, lavorativa, comunque c'è sicuramente un qualcosa che ancora ti riporta indietro nel tempo con la mente, probabilmente eh, vivi con nostalgia e ripensi a cose del passato,
perché percepisci uno stallo, ti sembra di non andare avanti e dunque ti chiedi come mai in passato le cose fossero un po' diverse, adesso è un po' fermo, vedi c'è il tuo pensiero, c'è questo senso di di blocco, no, di quasi come se fosse al di là della tua possibilità e della tua volontà, come se tu fossi costretto a subire questa circostanza e dunque un pochino, il pensiero cammina su quello, soprattutto nel passato recente. Ora devo dire che, in questa linea collegata diciamo proprio al presente e al prossimo, futuro prossimo prossimo, ci sono delle decisioni forse da prendere, ci sono delle conversazioni che però non sono, ehm, come dire, facilissime, non sono cioè, sebbene le conversazioni ci siano, non portano a grandi cose costruttive, c'è forse qualche occasione da prendere al volo o qualcuno che non ti racconta tutto e penso che sia interpretabile più in questa direzione, essendoci 3 carte non propriamente positive, una in fila all'altra. Dunque ci sono delle cose che non sono cose dette che non sono autentiche, non sono vere, non sono affidabili e qualcuno che comunque non verrà meno nel momento in cui ma ti parlo proprio di questo periodo, del prossimo periodo, non è una cosa tanto in là, non ti devi aspettare un qualcosa lo vedrai presto, sentirai qualcuno che si approfitta o ti sembrerà che qualcuno non sia veramente sincero. E infatti c'è qualcosa che comunque, vedi un affare che non si conclude, oppure un accordo che non si trova e, che porta qualche preoccupazione, soprattutto dal punto di vista economico. Stiamo parlando del prossimo mesetto, okay? Poi c'è però l'intervento di una persona che ti aiuterà, un qualcuno che cercherà di prendersi cura di te. E torna anche qui, è possibile che questa persona comunque con i suoi modi magari un pochettino ti faccia piangere o comunque non sia proprio il suo modo molto compatibile col tuo, nel senso che magari non sarà proprio, delicatissimo o qualcosa ti farà dispiacere, però è una persona che ci sa fare e che comunque ti saprà guidare e indirizzare bene. Allora, andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra domanda, altrimenti ci salutiamo visto che sono le 9:03. Maria Grazia, ti ho saltata. Ti ringrazio di cuore. Però Maria Grazia, nella visualizzazione della chat che ho io, non compare proprio il tuo messaggio. Io mi scuso, non è che tante volte non lo faccio mica apposta, vedo proprio tutti i nomi. Il primo messaggio che vedo tuo, Maria Grazia, è ti ringrazio di cuore con un cuore. Non ho visto però la domanda. Se me la scrivi al volo sono ben contenta di risponderti, sì. Vedi Giuseppina, ho visto, sai, pur non sapendo niente, voi lo sapete che io non so niente, tranne Claudia. Claudia la conosco bene e forse qualchedun'altra, sì, magari qualche cosa la posso aver sentita, però la maggior parte di voi so a malapena il vostro nome. Allora, nell'attesa che Maria Grazia scriva la sua domanda, vi ricordo allora il circuito, mi raccomando, mettetelo in funzione che così vediamo di risollevare le difese immunitarie, di contenere eventuali affezioni di natura batterica virale nelle vie respiratorie che possono degenerare in polmoniti e bronchiti. Insomma, sappiate che è nata come intuizione perché abbiamo sentito di alcuni turisti italiani che si trovano o trovavano, perché adesso io non so che data avesse quel filmato, a Mosca, dove vendono questo farmaco tranquillamente e che prevede appunto
tutta la gamma dei coronavirus. Allora, dunque non è specifico per il Covid-19, è però per tutti i coronavirus, proprio e viene usato in quell'ottica lì. Infatti su una scatola che ho visto nel filmato c'era proprio scritto, anche se in cirillico, però c'era scritto poi nella traslitterazione per tutti i coronavirus, cioè non c'era scritto per tutti i coronavirus, c'era scritto coronavirus, dunque sappiate che il coronavirus, al di là di quello che è l'ultimo non conosciuto da noi, è comunque inoculato nell'essere umano da oltre 6.000 anni, cioè noi ci conviviamo serenamente ed è la maggior parte dei ceppi influenzali che sperimentiamo ogni inverno nascono proprio dal coronavirus. Quest'ultima versione, diciamo una versione a noi sconosciuta, non siamo immunizzati, almeno forse la stragrande maggioranza ormai lo sarà pure, perché io non penso che siamo stati così tempestivi da scoprirlo oggi e bloccare tutto domani. Secondo me l'abbiamo scoperto oggi quando erano mesi che girava, dunque è possibile che insomma. Eh, Maria Grazia, però il tuo messaggio eccolo lì. Ok, detto questo, ve lo scaricate, è gratuito, ve lo doniamo liberamente nei nostri gruppi Facebook, cercatelo, mi raccomando guardatevi anche la pillola del Marietto Veneziano dove ha spiegato bene come utilizzarlo. Allora, Maria Grazia si è lasciata con Matteo, 15 novembre 90, lei invece 8 aprile 93, una chiusura definitiva, mi ricontatterà? Grazie. Allora, vediamo Maria Grazia. Ciao Austro. Allora Antonio, questa domanda sicuramente la risposta a Marietto nel suo video, mi raccomando vai a vedere così c'è tutte le modalità di applicazione del circuito e anche i vari controlli che possono essere fatti prima di attivarlo e anche dopo. Allora, vediamo un pochino Maria Grazia e Matteo. Allora, guarda, io penso che è possibile che ci sia un ritorno in futuro, neanche tanto in là. Diciamo che la rottura è proprio da poco, ma non so se è una questione di distanza, forse non eravate tanto vicini, oppure ultimamente vi eravate un po' allontanati, oppure tu hai il dubbio che si sia insinuata un'altra persona, ok? Magari ragionando con un'amica hai probabilmente così dato qualche infatti, tradimento, vabbè. Ok, diciamo che attualmente non è pensabile che la cosa, ora proprio no. In questo momento c'è una carta che è inequivocabile, un no grande come una casa, però calma. È possibile che tu riesca comunque, dandoti veramente da fare, dimostrandogli che hai tutte le migliori intenzioni di rimettere a posto le cose, lui comunque ti farà sospirare un po', ma alla fine è molto innamorato lui. Dunque è possibile che la cosa si ricucia, però ti devo dire che sarà un tormento, perché lui sarà geloso, non si fiderà più tantissimo. Eppure starete insieme, solo che devi capire che un po', non lo so poi quanto potrà andare di nuovo avanti, perché quando si tradisce un po' la fiducia, pensa al contrario se l'avesse fatto lui. Dunque ti ricontatterà sì, non è una chiusura definitiva, però duretta. Bene, io ho sforato di brutto. C'è il Marietto che mi reclama, dunque io vi saluto tutti. Mi raccomando, ripeto,
i nostri incontri lunedì nel gruppo Telegram, martedì e venerdì qui la diretta sul mio canale, mercoledì, domani Marietto ci fai sapere se fai la live tu sul tuo canale e mi raccomando ogni giorno noi siamo sui gruppi Facebook dove divulghiamo e dove condividiamo delle cose come per esempio il circuito di oggi. Dunque mi raccomando anche nei nostri canali ogni giorno mettiamo dei contenuti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sia al mio canale sia al canale del Marietto Veneziano. Grazie mille della compagnia che ci siamo fatti, ricordatevi la preghiera che ho detto, è bellissima e sentirete veramente delle cose bellissime provenire da quella preghiera. Un abbraccio a tutti e buonanotte.